Vicepresidente Bolsonello, sulla strada della Via della Seta, degli incontri avuti a Pechino dal Primo Ministro Gentiloni con la Regione Friuli Venezia Giulia, unica regione presente, oggi un'importante visita di una delegazione dell'ambasciata cinese a Trieste. È un'occasione importante, molto importante, perché abbiamo avuto la possibilità di illustrare loro l'intero sistema portuale e retroportuale, quindi l'intero sistema regionale dell'economia, della logistica, e anche approfondire alcuni temi che riguardano aziende che già sono nel nostro settore ed altre che potrebbero, nella nostra regione, ed altre che potrebbero arrivare. La cosa che più interessava di questo incontro era di far capire come questa regione sia all'interno delle regioni più innovative d'Italia ed Europa nel contesto della parte produttiva, e dall'altro come la nostra logistica possa essere realmente un terminal per quanto riguarda la Via della Seta. Questo lo si è capito. Trieste, prima della visita del Primo Ministro Gentiloni e del Ministro Del Rio, era considerato un porto sì importante, ma non era stata percepita la strategicità, tutta la strategicità del porto di Trieste e del retroporto Friuli Venezia Giulia, ed oggi questa visita ci permette di dare quindi consistenza e forza al progetto di portare sempre più investitori in Friuli. Al termine dell'incontro il rappresentante cinese ha chiesto informazioni concrete e un contatto specifico con delle informazioni specifiche per sviluppare la collaborazione. Sì, c'è stato un momento di lavoro che è andato al di là della parte istituzionale di rappresentanza. Abbiamo stabilito alcuni passaggi e nel proseguio avremo uno scambio di informazioni e un documento che possa essere messo a disposizione delle aziende che hanno intenzione di venire ad investire nella nostra regione. Eccellenza Ministro Consigliere Xu Xiaifeng, che impressione ha avuto dalla visita odierna al porto di Trieste e dall'incontro con il Vicepresidente della Regione Bolsonello? Oggi sono molto lieto, insieme ai miei colleghi, di poter visitare il porto, avendo anche un incontro molto amichevole con il vicepresidente della regione, che ci ha lasciato una impressione bellissima. Ritiene che ci siano delle potenzialità importanti per quanto riguarda trasporti e innovazione nella collaborazione tra la Cina e Friuli Venezia Giulia? Prima il vicepresidente mi ha presentato i vantaggi settoriali della regione. Credo che integrando con la politica del riaggiustamento strutturale economico cinese e anche upgrading settoriale della Cina avremo una collaborazione a 360 gradi in futuro. Per ora abbiamo con la regione abbiamo avuto un ottimo esempio di collaborazione, come un'azienda cinese ha conquistato l'azienda Madamac della regione. Da quelle informazioni che mi hanno dato, che dopo l'acquisto adesso la situazione è andata bene, ha avuto un grande sviluppo. Accogliamo anche le imprese di eccellenza italiane, di magari andare in Cina a vedere, anzi a dare investimenti e fare il commercio bilaterale, così da portare avanti la collaborazione bilaterale. Oggi abbiamo visitato il porto di Trieste. Dalle informazioni che mi hanno presentato, che sono fra il trasporto dei container del porto locale, quella con la Cina occupa una percentuale molto piuttosto grande, quindi credo che per la collaborazione nel settore portuale abbiamo avuto già una buona base.
Credo che la possibilità degli investimenti dipende da un lato dalle esigenze di sviluppo del porto locale, fra l'altro dipende anche dalla strategia di sviluppo dell'impresa, dell'azienda, quindi tutto questo dovremo vedere questa integrazione bilaterale.